Eder, Mech, Pallister. Nel maggio del 2024 ha avuto inizio un incubo che ancora oggi pesa come un macigno sulla famiglia di Francesca Deidda. A distanza di un anno dal brutale omicidio della 42enne originaria di Elmas, il dolore dei suoi cari resta profondo e difficile. Nel maggio del 2024 ha avuto inizio un incubo che ancora oggi pesa come un macigno sulla famiglia di Francesca Deidda. A distanza di un anno dal brutale omicidio della 42enne originaria di Elmas, il dolore dei suoi cari resta profondo e difficilmente contenibile. Siamo sconvolti. È una vicenda assurda che ci ha travolti e il quadro della situazione peggiora ogni giorno, confida con amarezza la famiglia, che preferisce mantenere il riserbo, lasciando parlare solo alcuni tra i parenti più stretti. Durante l'ultima udienza in tribunale, i familiari della vittima hanno ascoltato con partecipazione e rispetto l'intervento del pubblico ministero. Abbiamo seguito con attenzione ogni parola, ha dichiarato Remo Zoncheddu, zio di Francesca, che insieme ad altri parenti si è costituito parte civile nel procedimento contro Igor Sollai, il marito della donna, un autotrasportatore 42enne di Assemini, accusato di omicidio volontario pluriaggravato e di occultamento di cadavere. Chi invece ha scelto il silenzio è stato il fratello della vittima, Andrea, che ha preferito non rilasciare dichiarazioni pubbliche. Nel frattempo, la comunità di San Sperate, il paese dove Francesca e Igor avevano deciso di costruire la loro vita insieme, ha voluto rendere omaggio alla memoria della donna con un gesto simbolico, ma carico di significato. Il sindaco Fabrizio Madeddu ha deposto un mazzo di fiori ai piedi di un albero piantato in sua memoria. Un gesto semplice, ha commentato il primo cittadino, ma colmo di affetto e di un profondo senso di rammarico per non essere riusciti a proteggerla da chi avrebbe dovuto amarla e prendersi cura di lei. Incontro fissato domani mattina alle 9 per una manifestazione pro giustizia nei pressi del Tribunale di Rimini. Chi può venire venga, mi raccomando, chi può porti anche degli striscioni simpatici, nessuna offesa, nessuna polemica, solo simpatia e ironia, anche perché questo è lo stile un po' che cerchiamo sempre di seguire qui. Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.